Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Palacus di Cagliari per assistere alla sfida tra il Cus Cagliari e la Nico Basket femminile valevole per il campionato di Serie A2 di basket in rosa. Primo possesso palla affidato alla formazione padrona di casa in completo bianco. Risponde la Nico Basket femminile con un completo nero con richiami fucsia, penetrazione, lo scarico dalla lunetta. La mette subito dentro da 3 punti la numero 23 Ana Ljubenovic, che fa parte del quintetto proposto dal tecnico Federico Sciascia insieme alla numero 1 Puggioni, alla numero 11 Saias, quella numero 8 Caldaro, la numero 17 Prosperi. Questo il quintetto del tecnico cagliaritano. Risponde invece la formazione ospite con la numero 22 Saric, la numero 20 Matera, la numero 0 il capitano Nerini, poi la numero 14 Giangrasso e completa il quintetto la numero 3 Bacchini. 3-0 il parziale per il Cus. Adesso arrivano i primi 2 punti della formazione ospite. Dirigono l'incontro i signori Claudio Berlangeri e Roberto Fusari, mentre c'è una particolarità nella panchina cagliaritana, o meglio nella panchina del Nico Basket femminile. Il tecnico Francesco Niedu, di chiarissime origini sarde, il suo vice Leonardo Rastelli con mamma di Berchida, quindi un derby per entrambi gli allenatori che siedono sulla panchina della formazione ospite, mentre sulla panchina cagliaritana c'è Federico Sciascia, come già detto, e il suo vice Andrea Ghiani. Possesso palla ancora con Nerini, il blocco, poi c'è lo scarico con il canestro della numero 20 Caterina Matera, classe 2001. Nona giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Adesso palla recuperata, c'è il +1 della Nico Basket. Possesso palla con Saias che poi la schiaccia a terra. Il tentativo di canestro da sotto di Ljubenovic non va a buon fine. Riparte ancora la formazione ospite con lo scarico, ma c'è la stoppata da parte della numero 17 Prosperi. Adesso ripartenza, palla dentro, facile il pallone appoggiato al tabellone da parte di Sara Saias per il controsorpasso delle Cussine. Adesso il tiro è corto, c'è Puggioni al rimbalzo, ancora Saias. Ancora formazione toscana in fase difensiva. Penetrazione sotto canestro, c'è un colpo ricevuto da Prosperi, probabile un colpo alla bocca dello stomaco o al costato, e così colpo al costato per Prosperi che si rialza. Adesso doppio cambio in casa Nico Basket con la numero 21 Gigliottos e la numero 11
Cibecca. Adesso lo scarico dalla parte opposta del campo, penetrazione, pallone scaricato, c'è la prima tripla tentata dalla numero 11, Lavinia Cibecca, pallone giocato ancora dalla formazione ospite, le finte, poi palla schiacciata a terra, non arriva il canestro, palla appoggiata sul tabellone ma non va a segno Ana Saric. Possesso palla con la rimessa di Simona Gigliottos, pallone giocato da Cibecca sino in fondo, palla che danza sul ferro e va a canestro. 6 per la Nico Basket, 5 per il CUS. Porta palla ancora Sara Sayas, tentativo di canestro che non va a buon fine. Ultimo tocco di Sayas. Rimessa in gioco effettuata, lo scambio, poi pallone sotto canestro con la palla difesa da Saric, poi c'è il rimbalzo di Pugioni, porta palla Pugioni, poi la fila Sayas, ancora Pugioni, la tripla tentata da Pugioni, pallone corto che tocca il ferro, rientra in campo. Caldaro non riesce a giocarla in maniera pulita. Adesso c'è ancora la tripla tentata dalla distanza da parte di Bacchini, pallone recuperato ancora dalle giocatrici di Federico Sciascia. Ljubenovic, palla affidata a Sayas, ancora Ljubenovic, oltre la lunetta, palla dentro per Caldaro, poi lo scarico in zona d'angolo, le finte di Sayas che poi tenta, anzi della numero 17 Prosperi, che tenta la conclusione quasi allo scadere dei 24 secondi, palla recuperata ancora dalla formazione ospite che va sino in fondo. C'è il fallo di Caldaro, fallo sulla numero 3 Bacchini. È arrivato anche il momento di Delia Gagliano e della numero 12 Cecchini. Segno col secondo libero, +2 adesso per Nico Basket. Cecchini, lo scarico per Pugioni, non riesce a liberarsi Gagliano, c'è la transizione ancora con Cecchini, dentro per Gagliano, spalle a canestro, c'è il fallo sull'ex giocatrice della Dinamo Sassari. Si libera ancora lei, palla in possesso del CUS, sono 6 secondi per andare alla conclusione, palla che danza 2 volte sul ferro sulla conclusione di Ljubenovic.
si recupera palla ancora Matera, poi c'è la finta all'arresto, lo scarico della numero 11 Cibecca. Cambio fuori Pugioni, dentro Niola. Che va subito alla rimessa in gioco, affidando il pallone a Cecili. Ljubenovic. Niola si libera. Movimento sul canestro da parte di Gagliano, c'è la tripla tentata da Cecili, ma la più lesta è la numero 14 Giangrasso. Giulio Toss, palla schiacciata a terra con pallone appoggiato al tabellone da parte di Matera. 9-5 il parziale in questo primo quarto per la formazione ospite. Si riparte, possesso palla ancora per la numero 17 Prosperi. Ljubenovic, palla dentro per Gagliano, spalla canestro, cerca di liberarsi, fa sportellate. Ancora Ljubenovic, lo scarico con palla però intercettata. Adesso palla schiacciata ancora a terra, affidata alle mani della giovanissima Matera. Allora, tocca il ferro, il rimbalzo per il Cus, ancora con Ljubenovic, c'è Prosperi libera, ancora Prosperi per Cecili. Gagliano si gira molto bene, piede perno, va a canestro Gagliano, si rifà sotto il Cus, +2 ancora per Nico Basket. Prosperi cerca la stoppata, non ci arriva, ma disturba la conclusione di Giangrasso. Poi le lunghe leve di Gagliano arrivano sul pallone, il rimbalzo sotto canestro, ancora Gagliano, ancora spalla canestro, si gira molto bene, subisce fallo, non va a canestro. Tre cambi per il tecnico Niedu. Va a segno col primo libero. A segno anche col secondo, impatta sul 9 pari, 1 minuto e 50 secondi al termine del primo quarto. Adesso pressing alto è forte da parte del Cus, la tripla tentata, palla sotto canestro, Gagliano cerca di arrivare al rimbalzo, poi c'è la stoppata con fallo. Doppio libero messo a segno da Tintori, ancora +2 per la Nico Basket. Prosperi si gira, trova Gagliano, palla dentro, ancora per Niola, ancora Niola cerca la giocata sotto canestro, viene arginata. Adesso il rimbalzo di Prosperi, riparte il Cus, giro palla
con Niola, palla dalla parte opposta dove c'è Saias che va sino in fondo, palla che tocca il ferro, il rimbalzo da parte di Tintori, pallone lungo, Cecchini riesce a togliere il pallone alla sua avversaria in maniera pulita, poi arriva Prosperi che commette fallo. Primo libero pulito da parte di Margherita Tintori. A segno anche il secondo. Palleggio di Cecchini, Gagliano esce fuori dai blocchi, dalla zona calda della difesa. La formazione pistoiese, ancora Gagliano che va a canestro, sono 11 i punti per la formazione isolana, sono 13 invece quelli della formazione toscana. Cuscaglieri che riparte ancora con Cecchini, palla schiacciata a terra, Gagliano sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, non subisce fallo secondo il direttore di gara. Si va al primo riposo dopo il primo quarto, 11 per il Cuscaglieri, 13 per l'Anico Basket femminile. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Primo possesso palla del secondo quarto per l'Anico Basket femminile con Tintori, giocato per Capitan Diletta Nerini. Ancora Nerini, gestisce lei il pallone, poi lo affida a Bacchini, palla persa con Gagliano che la mette giù per Cecchini. Ancora Gagliano, riparte ancora, palla appoggiata alla tabellone, ancora usa il suo fisico per farsi largo sotto canestro, cresciuta tantissimo Delia Gagliano in questi anni. Le è servita e non poco l'esperienza in Serie A con la Dinamo della scorsa stagione. Ancora Gagliano, palla giù, Cecchini, c'è il blocco con il movimento di Gagliano che va a ricevere sotto canestro. Ancora Gagliano, si gira ancora, palla morbida che danza
sul ferro. Adesso c'è il blocco portato da Nerini, fallo. Fallo su Prosperi, ancora Cecchini, Prosperi, Saias per Niola, la penetrazione di Niola che poi si ritrova il pallone ancora in mano, lo gioca per Gagliano, pallone però sporco, recuperato ancora dalla formazione toscana, palla dalla parte opposta, arriva Niola in pressing, lo scarico, la finta, infrazione di passi da parte di Anassaric, cambio fuori Gagliano, dentro Ljubenovic. Saias, Cecchini, cambio di passo di Niola, palla dentro per Ljubenovic, toccata da dietro dalla numero 5 Tintori. Ancora possesso palla per la formazione ospite che riparte, ancora Nerini, perde palla sul tocco di Cecchini. Nerini, ancora il capitano della Nico Basket femminile, conclusione dalla distanza, poi c'è il rimbalzo di Ljubenovic, ripartenza con Pugioni, aspetta l'arrivo delle compagne, palla dentro per Prosperi, ancora Cecchini cerca di intervenire sul pallone, Ljubenovic a disturbare Nerini, la sterzata del capitano della formazione pistoiese. Adesso ancora pallone sporco, la tripla tentata ancora da Bacchini, poi c'è l'incursione con palla che danza sul ferro, ricade in campo da parte di Nerini, rimbalzo in favore della Cus Cagliari, 13 per il Cus, 15 per la formazione ospite. Adesso conclusione ancora corta di Prosperi. Ancora pallone lungo, cambio di gioco con Mattera che viene fermata, Cecchini sbaglia lei questa volta, il pallone schiacciato a terra, viene intercettato, può ripartire così ancora la formazione ospite. Adesso palla, c'è il recupero di Niola, adesso Pugioni, arriva Prosperi per Niola che si gira, riceve Ljubenovic sotto canestro, ancora Niola, la tripla tentata da Niola, palla che danza sul ferro interno e poi riesce, ma la più lesta è Cecchini che va a mettere a segno il punto numero 15 per questa partita da parte del Cus Cagliari, 15 per le Cusine, 15 anche per la formazione allenata da Francesco Nieddu, che adesso tenta l'allungo con la tripla tentata da Bacchini, il rimbalzo ancora di Ljubenovic. Prosperi questa volta dalla lunetta va a segno, c'è il time out chiesto dal coach Federico Sciascia.
con la Giliottos, la palla scaricata sotto canestro, arriva il pareggio da parte della numero 3 Bacchini. Ci ha sembrato che avesse chiesto il time out il tecnico cagliaritano, invece evidentemente non è così. Palla dentro, Ljubenovic subisce fallo da Matera. C'è il cambio, Caldaro dentro, fuori Prosperi. Doppio cambio invece per la formazione ospite. Ancora Cecchini, riceve Niola, il palleggio, palla dentro ma forzata, può ripartire così la Nico Basket, lo fa sull'auto di destra, palla schiacciata a terra per Matera, ancora la tripla tentata dalla distanza dalla numero 11 Cibecca. Caldaro, pallone fuori, Cecchini, c'è il blocco, ancora Ljubenovic, va lei sino in fondo, palla appoggiata al tabellone. Ancora +2 per il Cus. Palla messa giù, Ljubenovic, ancora la ripartenza del Cus, lo scarico ancora per Cecchini che va alla conclusione, palla che tocca il ferro ma il rimbalzo è di Bacchini, gestito malissimo questo pallone da parte del Cus. Arriva il pari firmato ancora Caterina Matera, che ha chiuso il primo quarto con 4 punti personali. Fermata Caldaro, palla già dalla parte opposta, con la gestione del pallone alquanto discutibile da parte di Giangrasso. Arriva il time out, 2 minuti 59 secondi al riposo lungo. Cuscaglieri 19, Nico Basket 19. Arriva la sirena per rientrare in campo, posto palla ancora per il Cus con Puggioni. Cecchini in palleggio, lo scarico per Prosperi, ancora Cecchini, giro palla per il Cus, Niola dentro per Ljubenovic, gran giocata del duo Niola-Ljubenovic. C'è ancora gestione del pallone da parte di Giliottos, penetrazione con poi il rimbalzo a favore ancora della Nico Basket. C'è il fallo di Niola sulla numero 3 Bacchini. Fuori Niola, dentro Saias. Sbagliato il primo libero. Sbagliato anche il secondo. Caldaro al rimbalzo, può ripartire il Cus con Cecchini. Adesso Ljubenovic osserva lo schieramento
delle compagne. Palla lungo il perimetro per il Kus. Ljubenovic spalla a canestro, lo scarico per Zayas, la tripla di Zayas, la mette dentro e poi arriva il time out. 21 per il Kus, 19 per la Nico Basket femminile. Si rientra in campo, è stato aggiornato il punteggio, 24 per il Kus, 19 per la Nico Basket, che adesso riparte con il posto palla, 1 minuto e 50 secondi al riposo lungo. Adesso il pressing della numero 11 Zayas, fallo di Zayas e Galliano. Adesso pallone perso, arriva Pugioni, Ljubenovic però sbaglia nello scarico, poi addirittura pallone dietro la schiena, c'è il fallo subito dalla stessa Ljubenovic che rimedia all'errore commesso in precedenza. Fischiato l'antisportivo, va a segno il primo libero col brivido. A segno anche il secondo. Possesso palla ancora per la formazione di Federico Sciascia, 26 per il Kus, 19 per la Nico Basket. 1 minuto e 30 secondi al riposo lungo, ancora da giocare. Adesso Galliano affida a Cecchini, Pugioni porta palla a lei, ancora Pugioni mette giù il pallone per Galliano che si gira per la canestro, deve affrettare la conclusione, mancavano 2 secondi. Ancora Galliano non riesce a mettere le mani sul pallone, staccato dalla mano di Giangrasso. Ljubenovic, Pugioni da 3, Pugioni risponde subito alla tripla di Giangrasso, ristabilendo le distanze. 29 per il Kus, 22 per la Nico Basket. Ancora Giliottos gestisce il pallone, Cibecca, ancora Cibecca, le finte, poi il tiro dalla lunetta. Galliano, poi Zayas, arriva lei sul pallone, può ripartire in posizione centrale, aspetta l'arrivo delle compagne, lo fa con Ljubenovic. Dieci secondi da giocare per il Kus come possesso palla, ne mancano invece 7 al termine del secondo quarto. Zayas, palla dentro per Ljubenovic.
chiesto il time out naturalmente da Francesco Nieddu per ripartire poi dalla propria metà campo con il possesso palla e sfruttare questi ultimi 2 secondi di gioco in questo secondo quarto. Possesso palla per la Nico Basket, non si riparte dalla propria metà campo, si riparte con una rimessa lunga toccata da Cecchini, termina così il secondo quarto, si va al riposo lungo con il risultato di 29-22 per il Cuscagliari. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Si riparte ancora in diretta dal Palacus di Cagliari per il terzo quarto di questa sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket girone sud tra Cuscagliari e la Nico Basket femminile. Siamo andati al riposo lungo con il parziale di 29-22, mentre adesso per fortuna si è interrotta la sirena per la segnalazione dell'avvio di questo terzo quarto. Primo possesso palla affidato a Niola che cerca subito Cecchini. Il palleggio Cuscagliari che riparte con Niola, Cecchini, Caldaro, Ljubenovic e la numero 17 Prosperi. Risponde invece la formazione ospite con Capitan Nerini con la maglia numero 0, con la maglia numero 3 Bacchini, con la maglia numero 14 Giangrasso, con la maglia numero 22 Saric, con la maglia numero 20 la classe 2001 Caterina Mattera. Rubato il pallone dalla Cus, l'ultimo tocco di una giocatrice della Nico Basket, possesso palla ancora per le Cussine, ma sbaglia Ljubenovic, non si capisce con Caldaro. Ricordiamo che sulla panchina del Cuscagliari c'è Federico Sciascia e il suo vice Andrea Ghiani, mentre sulla panchina della Nico Basket sono due tecnici di origini sarde entrambi, uno si chiama Francesco Nieddu, l'altro Leonardo Rastelli, la mamma di Rastelli di Berchida, quindi 50% di sangue
con i 4 mori per il vice allenatore della Nico Basket femminile. Rimessa laterale effettuata da Giangrasso, palla recuperata, scadono i secondi per il possesso palla della Nico Basket, che è un po' in confusione in questo momento dell'incontro. In piedi Nieddu, seduto Sciascia sulla panchina opposta, c'è Ciri, pallone dentro per Ljubenovic, pallone alto. Ljubenovic non lo tocca ma non riesce a controllarlo. Giangrasso, c'è il blocco di Saric, la penetrazione con sfondamento da parte di Bacchini, rimane ferma Ljubenovic, aspetta il contatto con l'avversaria, cade lei ma cade anche Caldaro, quasi strike per Chiara Bacchini. Ljubenovic è la miglior realizzatrice con 9 punti dopo i primi 2 quarti, seguita a ruota da Delia Galliano con 8 canestri, o meglio 8 punti personali. Invece in casa Nico Basket ci sono i 6 punti di Matera, i 5 di Bacchini. Ancora Cecili, lo scarico per Ljubenovic, pallone fuori, Niola, Cecili, ancora il palleggio per Cecili, lo scarico per Prosperi, la penetrazione, arresto e tiro di Prosperi che va a canestro, si sblocca il parziale in questo terzo quarto, 31 per il CUS, 22 per la Nico Basket, più 9 per le ragazze di Federico Sciascia. Adesso Prosperi al rimbalzo, gestisce lei il pallone, lo affida poi a Niola. Vuole il pallone Cecili per gestirli, Ljubenovic, ancora palla dentro per Caldaro, grande assist da parte di Ljubenovic. 33-22 il risultato in questo momento. Adesso la conclusione di Bacchini con rimbalzo ancora per il CUS. Ljubenovic mette il pallone in mano a Niola, lo scarico ancora per Ljubenovic. Cecili tenta, anzi finta la conclusione da 3, poi scarica per Prosperi, palla che tocca il ferro, il rimbalzo ancora di Caldaro. Ancora 10 secondi per il CUS per andare alla conclusione. Niola da 3 punti, palla che tocca il ferro, non c'è il canestro, non c'è neanche il rimbalzo per la formazione cagliaritana. Ancora palla schiacciata a terra per l'arrivo di Matera. 33-24. 6 minuti e 35 secondi sul cronometro da giocare. Telepalla a Ljubenovic, la conclusione di Ljubenovic, sembra tutto facile, palla del punto numero 35 per il CUS, ancora più 11. Saric, la conclusione dalla lunga distanza, palla che rimane in campo, ancora Prosperi che poi subisce fallo. Questa volta arriva il fischio sul contatto
Giangrasso Ljubenovic, non è fischiato quello in precedenza. Adesso time out. Finito il time out, hanno parlato sia Federico Sciascia che Francesco Nieddu. Potremmo giocare quasi sul cognome del tecnico della formazione ospite. Effettivamente non era proprio tranquillissimo durante il time out. Adesso c'è il canestro di Prosperi. Adesso riparte la Nico Basket. C'è il contatto tra Saric e Cecili con lo sfondamento della numero 22 che mette il fisico rispetto a Cecili. Cecili concede centimetri e chili rispetto all'avversaria. Adesso lo scarico ancora di Cecili. Prosperi, piede perno, palla dentro con la conclusione di Niola che tocca il ferro ma non va a buon fine. C'è anche il fallo di Niola. Passo palla per Gigliottos, pallone scaricato, poi c'è Caldaro che esce con il pallone in mano, lo affida a Ljubenovic. Sono 12 punti di Ljubenovic sino a questo momento. Adesso Caldaro si gira molto bene e fa ancora segno. Quarto punto personale. C'è il fallo di Cecili. Lo scarico adesso per Bacchini che va alla conclusione, va a segno 40-26. Adesso palla per Ljubenovic che lo gestisce aspettando l'arrivo di Cecili. Ancora Cecili per Niola, palla dentro, Caldaro ha preso fiducia soprattutto in questo terzo quarto. La numero 8 bianco-rosso-blu, adesso il tentativo di Niola non va a buon fine. C'è il fallo di Niola. Sono appaiate in classifica con 6 punti le due formazioni. Adesso conclusione dalla distanza ancora per la Nico Basket che non va a buon fine. Prosperi per Cecili, Cecili sguscia via molto bene Ljubenovic, ancora Prosperi, blocca i piedi a terra Cecili e va a
segno con la tripla, la numero 12 del CUS Cagliari, 43 per il CUS, 26 per la formazione ospite che adesso arriva sotto canestro. Palla affidata ancora a Matera, che va alla conclusione ma tocca il ferro. Posso palla ancora per Cecili, Ljubenovic, adesso palla toccata, secondo il direttore di gara da Prosperi, che dice di non aver toccato il pallone. Ci sono i cambi in casa Nico Basket. Posso palla adesso per la formazione ospite, cambio anche per il CUS, dentro Gagliano, fuori Ljubenovic. Matera, palla affidata ancora a Tintori, porta palla a Tintori, lo scarico, terminano i 24 secondi, anzi 14 secondi per il possesso palla. Adesso possesso palla per il CUS con Pugioni, va Gagliano, chiede lei la palla, la gestisce, la fida a Prosperi, va ad occupare il verniciato. Fallo adesso di Gagliano, fuori Matera, dentro di nuovo la numero 22 Anassaric. Fallo fischiato contro Gagliano, si riparte ancora con il possesso palla per la formazione ospite, ma è Cecili che recupera palla, poi va lei alla conclusione, punto numero 45 di questo incontro per il CUS Cagliari. 26 per la formazione ospite, adesso cerca la penetrazione, prestata molto bene da Prosperi, poi è Prosperi che va alla ricerca del pallone. Viene fischiato il fallo. Va in lunetta Bacchini, a segno il primo libero. A segno anche col secondo, 45-28 il punteggio. Ancora Cecili, il palleggio, addirittura palla dietro la schiena per la numero 12 del CUS, che adesso apre le maglie della difesa ospite, va a ricevere Gagliano contro tre giocatrici. Gagliano protegge il pallone, ancora Cecili dalla distanza, palla che non tocca neanche il ferro, pallone corto. Si riparte ancora con Giglio Toss dalla parte opposta, la penetrazione con stoppata della numero 11 Cibeca, la stoppata di Gagliano. Adesso fuori Prosperi, dentro Sayas, subito Sayas, posso palla affidato a Cecili, Sayas per Pugioni, le finte di Gagliano, lo scarico per Pugioni, non se la sente di andare alla conclusione dai 3 punti,
ancora conclusione invece questa volta da parte di Sayas, corta sulla sirena dei 24 secondi. Giglio Toss in palleggio, perde il contatto col pallone scivolando sul parquet, lo rimette però in mano a Bacchini che lo gestisce al meglio. Adesso più 15 per il Cus. Cecili, pallone che danza, pallone che rimane in campo, poi arriva la sirena che chiude il terzo quarto con il punteggio di 45-30 per il Cus Cagliari contro la formazione toscana della Nico Basket femminile. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ultimo quarto di questa sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile Girone Sud tra Cus Cagliari e Nico Basket. Siamo sul 45-30. Adesso tenta subito la conclusione dalla distanza, allungato, quasi raddoppiato il suo vantaggio il Cus Cagliari nel terzo quarto. Al riposo lungo si è andati sul 29-22, 45-30 invece al termine del terzo quarto. Adesso Gagliano, è lei che protegge il pallone, palla contesa. Ancora Ljubenovic, conclusione che tocca il ferro, rientra in campo. Questo palla gestito ancora dalla formazione ospite con Giangrasso, lo scarico per Saric, va alla conclusione ancora un'ottima Bacchini, punto numero 13 della sua partita. Personale di tutto rispetto per la giocatrice con la casacca numero 3, è la migliore della sua formazione. Invece in casa Cus Cagliari spiccano i 12 punti di Ana Ljubenovic, subisce fallo, adesso andrà in lunetta dentro Nerini, fuori Bacchini, assegno il primo libero, assegno anche il secondo, 47-32, ancora 8 minuti 45 secondi da giocare in questa sfida. Si gira e va alla conclusione Tintori, palla che tocca il ferro, ricade in campo, c'è soltanto Cecili
a giocare il pallone. Adesso Gagliano riceve ancora, spalla canestro, c'è il fallo di Cecchini. Giliottos, ancora lei lo scarico per Tintori, la tripla di Tintori, 47-35 per le cagliaritane. Adesso Gagliano per Pugioni, ancora 10 secondi, palla dentro per Ljubenovic, fuori Saias per Pugioni, la tripla di Pugioni subito a ristabilire le distanze, 50 per il Cus Cagliari, 35 per la Nico Basket femminile. Risponde colpo su colpo la formazione allenata da Federico Sciascia con il canestro dalla lunga distanza di Arianna Pugioni. Saric, pallone affidato a Nerini, ancora Saric, anche lei va dalla lunga distanza, palla che tocca il ferro, ricade in campo, la più lesta è Saias che poi affida il pallone a Cecchini. Ancora Saias, lo scarico per Cecchini, anche lei da 3 punti, ancora Cecchini con la mano caldissima in questo momento per il Cus Cagliari. Giliottos, Saric prestata da Ljubenovic, Saric sino in fondo, palla appoggiata alla tabellone, 53 per il Cus Cagliari, 37 per la Nico Basket femminile. Adesso il palleggio di Cecchini, c'è il fallo subito dalla numero 12 del Cus Cagliari, già pronta Chiara Bacchini. Prende il posto di Giliottos. Adesso Pugioni, si muove Caldaro, riceve Ljubenovic, ancora Ljubenovic. Cecchini, Caldaro dalla parte opposta, deve andare alla conclusione, la effettua in questo momento, disturbata e fermata da Capitan Nerini che riparte in palleggio. Ancora lo scarico per la conclusione dalla distanza da parte di Bacchini, c'è il fallo di Nerini e arriva anche il time out. Possesso palla per il Cus, 6 minuti 20 secondi da giocare al termine di questa sfida. Ancora Pugioni in palleggio, scarica per Ljubenovic, gestisce il pallone la formazione cagliaritana. Adesso si libera Saias, Ljubenovic trattenuta da Matera, c'è il fallo.
formazione giovanissima, quella del Nico Basket femminile. Pensate che le grandi, mentre arriva ancora una tripla, le grandi sono Giliottos, classe 1990, 96 per Nerini, 98 per Bacchini, le altre sono tutte sotto il 2000 e come vi dicevo Matera 2001, 2006 Tintori, quindi squadra giovanissima, roster giovanissimo, Saric il pivot classe 2000, quindi tanti anni per poter lavorare con questo materiale. Ancora Tintori, ma c'è l'intervento in ripiegamento difensivo di Ljubenovic. Oggi funziona veramente bene la difesa del Cus, 56-37 il parziale, 5 minuti e un secondo al termine di questa sfida. Posso palla affidata a Capitan Nerini, ancora il rimbalzo e Puggioni che contende il pallone alla numero 5 Tintori. Fuori Sayas, dentro Prosperi. Ancora Bacchini, lo scarico, penetrazione di Nerini, palla schiacciata a terra per Saric, anzi per Matera, che va ancora a segno. Adesso Prosperi va fino alla fine, poi riprende anche il rimbalzo. Palla affidata a Puggioni, Ljubenovic blocca i piedi a terra, ancora Ljubenovic, il gancio di Ljubenovic ancora vincente. Adesso riparte l'Amico Basket, pallone dalla parte opposta, c'è il contatto tra Puggioni e Tintori. Fuori Bacchini, dentro la numero 18 Farnesi, classe 2004. Si presenta così Farnesi con una tripla che sembra facile, 58-42. Lasciata però libera di bloccare i piedi a terra e di andare alla conclusione. Ancora Caldaro, palla intercettata ma recuperata da Prosperi, che va alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo, l'ultimo tocco ed è la numero 15 Rachele Niola. Palla recuperata ancora dalla Nico Basket, rimane in campo il pallone gestito dalla numero 11 Cibecca, la palla che aveva già superato la linea. Si riparte con il posto palla affidata a Cecili, Niola, il palleggio, la segue da vicino Farnesi,
Adesso Prosperi, conclusione dalla distanza, Cecchili arriva sul pallone e lei che esce con il pallone in mano. Scade il tempo a sua disposizione per poter giocare il pallone. Si ripartirà a 2 minuti e 55 secondi dal termine con il possesso palla ancora per la Nico Basket femminile. Nerini, ancora Nerini, scusate. Va sino in fondo, ci becca, palla appoggiata al tabellone, 58-44. Ancora Cecchili. Adesso Pugioni, la sterzata, poi c'è lo scarico ancora per Cecchili che controlla dove sono fermi i piedi, se sono dentro o fuori la lunetta. Tenta la tripla, palla che tocca per 2 volte il ferro, rientra in campo. Tripla tentata questa volta da Capitan Nerini. Tabellone, rimbalzo di Niola. Si parte con Caldaro, già pronta Saias al cambio. Prosperi, si gira a lei, non c'è fallo secondo i direttori di gara e si riparte. Trascorrono comunque secondi preziosi per il CUS. Adesso rimbalza ancora di Prosperi. Un minuto e 20 secondi ancora da giocare in questo ultimo quarto. Niola si gira a lei, ancora pallone gestito da Niola che fa sportellate, prova la giocata a spalla canestro, il ferro le dice di no, può ripartire così la Nico Basket, perde palla Nerini, poi la mette in mano a Cibecca. Adesso il contatto tra Niola e Farnesi. Ancora Niola disturbata da Caldaro che poi va a contendere il pallone alla sua avversaria. C'è il tecnico per l'allenatore della formazione ospite per proteste. 42 secondi, 58 per il CUS e 44 per la Nico Basket. Sbagliato il tiro libero da Prosperi. Posso palla ancora per il CUS, ancora 10 secondi di possesso palla. Prosperi sino in fondo, Vallei subisce il fallo. Questa volta va a segno il primo libero. Segna anche il secondo, 60 per il CUS, 44 per la Nico Basket. Ancora 25 secondi da giocare. La stoppata ancora di Niola. Caldaro per Prosperi. Pugioni, palla fuori, Cecchili, la finta di andare alla conclusione da 3 punti, termina così l'incontro. 5 secondi di possesso palla, Cecchili va alla conclusione, pallone corto. Termina qui l'incontro con la vittoria del CUS Cagliari per 60-44
in questa nona giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile girone sud tra Cus Cagliari e Nico Basket femminile. A me non rimane altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica. Un ringraziamento a tutti gli amici di Directa Sport. Da Alessandro Carta. In settimana troverete anche le interviste del post partita. Ancora buona serata.